Siamo all'Istituto Marchesini di Sacile, è il primo istituto che col nostro percorso Rodendo intraprendiamo nel 2018, è il primo istituto che ci ospita nel Pordenonese e così il preside Alessandro Basso ci ha ospitato per appunto attivare anche nel 2018 questa indagine. L'indagine verrà poi raccolta attraverso dei grafici dei dati, verranno diciamo valutati e verranno tutti trasmessi alla Regione e speriamo anche, ci auguriamo anche di avere collaborazione che arrivi anche al Ministero. Questo percorso che stiamo facendo lo sta facendo l'Associazione Endometriosi Friuli Venezia Giulia con l'aiuto di volontari, noi siamo tutti volontari e quindi ci permette in questo modo con volontà e passione di intraprendere questo percorso e di trasmettere questa informazione e raccogliere questi dati che ci permetterà di avere più dati sul ciclo mestruale e sull'endometriosi. Questi questionari vengono sottoposti in modo differenziato sia ai maschi che alle femmine. È molto importante che ci sia questo coinvolgimento anche del ragazzo, del maschio, perché viene coinvolto in questa vita di questa malattia che non è sempre capita e interiorizzata.